soci denunciano gli ex vertici, oggi la decisione dell'Assemblea, prima uscita pubblica per il neopresidente Lanza. Buonasera dalla redazione di TG Treviso. Partiamo dunque dalla questione Veneto Banca, perché l'Assemblea dei soci oggi ha deliberato di procedere, di fatto denunciare l'ex presidente Trinca e l'ex direttore generale Consoli, dando il via così all'azione di responsabilità. Vediamo il primo servizio di Lucio Zanato. 9 miliardi, 890 milioni, 30.008, pari al 99,9998%, favorevoli. La proposta di delibera è stata quindi approvata a larga maggioranza. Così, nel primo pomeriggio di oggi, l'Assemblea dei soci di Veneto Banca ha deciso di procedere contro i passati consigli di amministrazione che hanno portato alla crisi attuale l'istituto di Montebelluna. Nel mirino gli amministratori dal 2006 al 26 aprile del 2014, ovvero quando iniziò l'era Favotto. In pratica sotto accusa il presidente Flavio Trinca e tutto il suo CDA, oltre all'altro grande imputato, il direttore generale Vincenzo Consoli. È stata di fatto la prima volta da presidente di Massimo Lanza, subentrato a Beniamino Anselmi, quinto numero 1 di Veneto Banca in poco più di un anno. Quello che impressiona è il numero di azioni in mano ad un solo socio, il Fondo Atlante, rispetto all'altro, che è tutto insieme l'attuale valore degli storici azionisti di Veneto Banca. Qui si capisce come ogni decisione oggi sia fuori dalla Marca e dal Veneto e come bastino 3 telefonate per avviare in uno studio milanese la fusione senza se né ma con la Popolare di Vicenza. Un'operazione comunque osteggiata dai sindacati degli oltre 5.000 dipendenti, con l'80% concentrato nel Veneto e nella Marca e sovrapposta a quello della Vicentina. Sindacati che questa mattina si sono piazzati fuori da Villa Loredan, scenario nel bene e nel male delle grandi decisioni della Banca di Montebelluna. Non vogliamo una fusione che sia fatta così per dare un contentino a qualcuno, che sia una manovra politica, ma vogliamo a quale a pagare siano solo poi i dipendenti. Gli studi, non solo delle nostre organizzazioni ma anche indipendenti, hanno sempre sottolineato che la fusione fra queste due banche non porta nessun giovamento a nessuno. Si parla di circa 1500 possibili esuberi che, se sommati agli altri 1500 previsti nell'altro gruppo che è Vicenza, si arriva a circa 3000 possibili licenziamenti. Dentro quasi a ripetere un rito già visto sono sfilati alcuni azionisti, ma sempre meno arrabbiati e sempre più delusi, come Ettore Barzi per l'Associazione Azionisti Veneto Banca. Quello che a me interessa sapere e dire agli associati su quello che è il credito deteriorati, cosa si intende fare? Perché in fondo è stato questo il vero tema per i piccoli azionisti, ancora sostanzialmente però senza risposta. E su Veneto Banca arrivano segnali anche da Roma, con l'onorevole Simonetta Rubinato, parlamentare del Partito Democratico, che sta insistendo presso le istituzioni perché venga istituita al più presto la commissione parlamentare d'inchiesta. È l'unico strumento per la gran parte dei soci delle popolari venete, che non erano investitori ma risparmiatori e come tali hanno diritto alle tutele previste dall'articolo 47 della Costituzione. Questo è il suo commento. C'è stata anche la prima uscita pubblica del nuovo presidente Lanza, lo avete visto poco fa nelle immagini, andiamo a sentirlo. Il compito che noi abbiamo è, se volete, duplice. Il primo naturalmente è di affrontare i problemi della banca, che vanno aggiustati, ma questo non basta, significa anche avere una banca in grado di creare valore, cioè che deve stare in piedi. Semplice, lineare, soprattutto chiaro negli obiettivi. Così si è presentato il neopresidente Lanza alla prima uscita pubblica di oggi, in un giorno dove si è dato il via alla caccia contro i comandanti che hanno portato quella che sembrava una corazzata economica tra gli iceberg dei debiti non più esigibili e del dissesto finanziario. Chiara l'indicazione di fare di tutto per recuperare il recuperabile, ma altrettanto chiara l'intenzione di rendere l'ex corazzata un velero agile ma soprattutto economicamente leggero. Non possiamo rifare la banca di prima, perché tanto il mondo si è mosso. Digitalizzazione dei servizi, che significa meno sportelli per una rivoluzione che il nuovo presidente vede anche come un bene. E a volte queste sono delle grandissime opportunità per cambiare, ma il tema cruciale, scusate, è creare una banca non che sta in piedi, che crea valore.
Questa è la cosa da fare, questo è il compito. Allora, secondo me, parlare di licenziamenti, per carità, sono cose importantissime, non c'è dubbio, ma il punto cruciale è la banca deve stare in piedi, deve creare valore. Questa dunque è la linea che verrà seguita anche a discapito dei tavoli di conciliazione richiesti con forza dalle associazioni di azionisti. I tavoli di conciliazione partiranno entro fine dell'anno? Fino a che non siamo pronti non lo diciamo, perché è inutile. Questo dunque l'avete sentito, questi gli aggiornamenti di oggi sulla questione Veneto Banca, e su Veneto Banca incentriamo il nostro TG Linea Aperta di questa settimana chiedendovi se secondo voi è giusto che si proceda nei confronti degli ex vertici di Veneto Banca e che i soci chiedano di fatto a Trinca e Consoli di pagare. Scriveteci come sempre i vostri messaggi ai numeri e agli indirizzi che vedete in sovraimpressione. Continuiamo